Sarà presidente della FIPAB fino al prossimo 2024 per 4 anni, guiderà la Federazione Pallavolo Siciliana e Nino Di Giacomo, attuale presidente della SEAP Dallicardillo. Nino Di Giacomo dovrà ora mettersi all'opera e da subito al lavoro per fare ripartire il nostro movimento, da molto tempo fermo su logiche e meccanismi troppo politicizzati e anacronistici. Avvieremo il nostro programma collettivo, come annunciato in campagna elettorale, basato su contenuti di grande valore. Rappresenta il coronamento di un lungo percorso della mia vita. Oggi essere il presidente, che io poi mi sono definito il dirigente di tutte le società siciliane, per me è un motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Per ora il primo pensiero va alla ripartenza che è nel cuore di tutte le società, perché da un anno che stanno ferme, quindi i campionati regionali e quelli di categoria. Io mi auguro che in questi giorni, io ancora aspetto la ratifica da parte della federazione, ancora non sono il presidente ufficiale, anche se eletto, aspetto appunto questa ratifica per iniziare ad ascoltare i presidenti, per vedere quale società saranno pronte alla partenza e sostenerli, aiutarli in tutte le criticità che ci sono. Oggi mi ha chiamato un presidente di una società del Siracusano, mi sembra, che ha un problema di palestra con il comune, e la prossima settimana sarò in provincia di Siracusa a vedere di aiutare ad ottenere quello che aspirano un po' tutti i presidenti di società. A livello nazionale già domenica noi siamo chiamati a rinnovare il Consiglio nazionale e noi tutti uniti siamo per la riconferma di Davide Anzalone, e quindi Davide sarà il nostro consigliere federale, che assieme a me e al mio consiglio porteranno sicuramente le voci delle società siciliane in campo nazionale.